Il lavoro c'è, ma magari i giovani non vogliono fare quel lavoro, oppure i genitori hanno qualche pregiudizio su quel lavoro. Manca un po' il concetto e la cultura di quei valori che una volta noi chiamavamo la fatica, lo spirito di sacrificio. Quasi un paradosso in un paese in cui cresce la disoccupazione giovanile, la richiesta di figure professionali da parte delle aziende, soprattutto artigiane, ma non solo, c'è. A mancare sono i giovani pronti a ricoprire certi incarichi. A dirlo chi ogni giorno si occupa di formazione e di preparare i lavoratori del futuro. I dati parlano chiaro, le aziende, soprattutto metalmeccaniche ma anche tessili o del legno, alla continua ricerca di profili specializzati. È il caso dei saldatori, ad oggi una delle figure più difficili da trovare. È un po' un'ossessione, diciamo così, lo dico ridendo, ma in realtà è un tema molto serio, nel senso che molte delle nostre imprese, meccanica, carpenteria meccanica, metallica, ci chiedono proprio questa figura, una figura che fanno molta fatica a trovare. Carenza che pesa in modo significativo sulle aziende. Per tutto il mondo della meccanica e della carpenteria è ovviamente una figura necessaria, quindi senza questa figura, ma molte altre figure insomma, che mancano nel mercato del lavoro, le nostre imprese sono in difficoltà perché hanno commesse alle quali non riescono a far fronte. Nonostante un saldatore specializzato sia una figura ben retribuita. Le imprese di fatto si stanno rubando i saldatori uno con l'altro proprio perché hanno questa grande necessità e inevitabilmente, diciamo così, la quotazione di quel tipo di figura professionale sale. Si parte dai 2005 e si può arrivare insomma anche ai 3.000-3.500 euro al mese. A fotografare il gap tra domanda e offerta anche i dati che arrivano dai centri di formazione professionale. Ogni anno circa 150-160 ragazzi escono dalla nostra scuola. Sembrerà pazzesco, ma quasi il doppio delle aziende richiedono ragazzi, quindi i 150 non bastano. Le aziende con grande anticipo bussano alla porta dei centri di formazione alla ricerca di giovani da inserire nel proprio organico. Ho una media di almeno 2 email al giorno di aziende che chiedono gli elenchi degli allievi in uscita o di quelli già usciti per poterli contattare e fare delle preselezioni in modo tale che chi non è ancora occupato, che pochissimi, possa in qualche modo andare a candidarsi, o chi dovrà uscire a giugno al termine dell'anno formativo possa essere già stato vagliato e iniziare immediatamente a lavorare.